Classifica alla mano può considerarsi a 3 punti alla conclusione del girone d'andata. Uno spareggio salvezza. Santa Domenica vittoria reduce lo scorso weekend dal successo interno per 2-1 contro il Real Suttano. Caggi che ha opposto resistenza finché ha potuto, salvo poi arrendersi alla forza della capolista. La Polisportiva Nicosia prevalsa con un netto 3-0. Fondo della classifica dal quale il Caggi di mister Adornetto vuole schiodarsi per risalire la china, passando da questo primo snodo, già cruciale, in chiave salvezza. Dirige la partita Domenico Calanna e la sezione di Acireale, coadiuvato da Martina Siracusa e Sergio Prividera, quando passiamo al racconto della partita grazie alle immagini a cura di Giuseppe Boncordo. Completo blu con inserti rossi per i padroni di casa, maglia gialla invece per la compagine del Santa Domenica Vittoria. Si carica un accerchio i ragazzi del presidente Marinello, ma a partire forte saranno subito gli ospiti con una spettacolare azione corale con l'apertura di Bidondo per Spitaleri, sfera sul palo opposto dove Lembo contende il possesso ad un avversario. Ancora Spitaleri calcia trovando solo la faccia esterna del palo, ci mette appena un quarto d'ora Lembo a far capire che questa non è la sua categoria di appartenenza. Stop ad alta scuola con l'esterno del piede mancino e tiro di poco alto sulla porta di Vecchio. Primo sliding door di questa sfida al 20° con Aghero espulso su segnalazione dell'assistente Siracusa. In 10 uomini il Caggi matura allora il vantaggio ospite che sfrutta al meglio la superiorità numerica. Spitaleri arpiona questo pallone sul rinvio corto di Mannino, un destro preciso che si infila all'angolino, incolpevole Vecchio. Vantaggio Santa Domenica vittoria al 35°, partita che sfugge di mano al signor Calanna che al minuto 42 nega un rigore agli ospiti. È possibile atterramento di Santitto ai danni di Spartà, duplice fischio del signor Calanna al Valentino Mazzola. Il Santa Domenica vittoria chiude i primi 45 minuti in vantaggio grazie alla marcatura di Spitaleri. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa, secondo tempo che inizia sulla falsariga della prima frazione di gioco con Vecchio abile a sventare il tentativo sotto porta ad opera di Spartà. Minuto 58, Caggi in evidente affanno in questa fase del match. Spitaleri apparecchia per Saccullo, mancino al volo che sorvola la trasversale. Prova allora a correre ai ripari mister Adornetto gettando nella mischia lo Iacono e Goinden per Saglimbeni e Batticciotto al 63°. Però il Caggi capitola sugli sviluppi di un corner. Torre di Paolino, deviazione sotto misura di Saccullo tra le proteste locali per un possibile offside, blinda il risultato. Il Santa Domenica vittoria. Arriva la rete dell'ex Carlentini Saccullo al 67°, termina la partita di Cantarella al suo posto dentro Criado. Cambi che non sortiranno gli effetti sperati ancora una volta con Saccullo che si presenta tu per tu con Vecchio costretto agli straordinari sulla ribattuta. Spitaleri spara in curva, piove sul bagnato in casa Caggi, ancora sugli sviluppi di un angolo. Donato tocca intenzionalmente il pallone con la mano, secondo giallo e conseguente rosso. Saccullo posiziona il pallone sul dischetto a tu per tu con Vecchio, reduce dai 2 rigori parati contro il Nicosia, questa volta spiazzato dal numero 9 del Santa Domenica vittoria che fa gioco partita incontro 0-3 nel finale. Santa Domenica che può sfruttare la doppia superiorità ancora con Spitaleri vicino al poker di giornata provvidenziale, uscita da parte di Vecchio. Triplice fischio, il Santa Domenica vittoria passa al Valentino Mazzola di Caggi salendo a 9 punti in classifica, inchiodata a quota 5 in penultima posizione la formazione di mister Adornetto. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.